Hanno continuato a lavorare senza essere pagate, si sono rese sempre disponibili, ma ora dicono basta. Sono le 70 imprese con i loro 1500 lavoratori circa che operano sul Mose e che oltre il danno ora subiscono anche la beffa. Il Consorzio Venezia Nuova ha chiesto alle imprese soldi per continuare la propria attività. Quindi siamo al paradosso che non solo non veniamo pagati per i lavori che facciamo, ma ci viene chiesto di partecipare alle perdite. Il rischio è quello di buttare un'opera di 6 miliardi quando le soluzioni ci sarebbero. Far arrivare presto, subito, i soldi mancanti per completare l'opera. Abbiamo chiesto che questa cosa venga attivata immediatamente attraverso il provveditorato della dottoressa Zincone e abbiamo portato al tavolo anche soluzioni concrete. Abbiamo coinvolto delle banche in grado di fare prestiti ponte per superare lo stallo attuale. L'alternativa è l'opera che non viene completata, le imprese che saltano. Sono le uniche in grado di fare la salvaguardia della laguna, che sono opere fondamentali a completamento del Mose. In questo momento noi rischiamo che l'opera non venga finita, quindi sia sostanzialmente buttata, che la laguna non venga tutelata, che la città di Venezia non veda realizzata un'opera di salvaguardia della laguna. E il rischio concreto è quello che non ci sia più nessuno ad alzare le barriere. Forse non si alzeranno non per volontà delle imprese, ma proprio per impossibilità delle imprese, visto che non esisteranno più, dato che avanzano troppi soldi da troppo tempo. Salmistrari è diretto nel dire che serve l'intervento del governo. Io chiamo lo Stato a rispondere, a muoversi, a dare i soldi che ci sono. Ricordo ci sono 538 milioni di risparmi dei mutui che verranno forse stanziati nel prossimo CIPE. Bisogna ritornare a questa strana parola di sedersi attorno a un tavolo e decidere insieme come fare per il meglio dell'opera e, ripeto, per il meglio della città e della laguna di Venezia, perché l'opera è fondamentale per la sopravvivenza di Venezia. Dubito che i veneziani accettino ancora, dopo averlo provato, di mettersi gli stivali. E il fattore tempo è determinante. Il tempo appunto è determinante. Siamo a fine aprile, i primi di ottobre inizieranno le acque alte, bisogna metterci mano immediatamente, subito. Io spero che il CIPE del 5 maggio prossimo dia già un segnale, dando quei famosi 538 milioni al Magistrato alle Acque, al Provveditorato alle Opere Pubbliche, in modo che si parta con qualche cosa.